けのたい子供なのね。夢を追って傷ついて嘘だ下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない。口下手でほんまに不器用ないのにどうしてさよならだ言えたの。ダメだねダメよダメなどよ。あんたが好きだい好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出が赤のた。赤みたい本当だからあんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって3年が過ぎナチなりさえが叶えました。なのにどうして見れるだけ置き去りほんまにろくな男やない。その色指輪外します。ざまみをせいせい水はいい加減待っててもバカにたん。ダメよダメなのよ。あんたが好きで好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出がバカみたい。ほんまに男やない揃いの指輪外します。ざまみろせいせいしむはなんなのよこの涙バカみたい。non cantava Paternità in Sodale. Ho comprato un LP per un altro, secondo me. Quindi bene che ti sei trovato per Luci o Darra? Non è lui, Gianmarco. Vabbè, ho sbagliato. Oh, eccoci qua, buonasera a tutti, siamo tornati. Guess who's back? Siamo stati un po' occupati per varie cose, mettiamola così, stasera tutto sarà chiaro. Allora, buonasera Gabri, ci sei ancora? Buonasera. Vediamo se Gabri c'è comunque. Ma noi ci siamo.
Questo è poco. Noi aspettiamo giusto. Ecco qua, 15 esatte, Gianmarco. Siamo riusciti ad essere un attimino puntuali e precisi. Aspettiamo giusto qualche secondo. Siamo ancora in live, ancora ci hanno cacciato, quindi questa cosa è un bene. Allora, Gianmarco, tu lo sai, noi seguiamo e portiamo avanti il canale un po' come se fosse una sorta di serie, quindi abbiamo avuto la prima stagione che sono gli inizi, gli esordi, dove avevamo pochi mezzi, ma tanta inventiva e abbiamo fatto cose. Allo scorso settembre siamo passati alla stagione 2, sempre con pochi fondi e pochi mezzi, quella cosa è rimasta coerente. Una cosa, scritto Gabri Following. Gabri Bello sto è 1 anno e 4 mesi, 19 giorni, 9 ore e 58 minuti. Quindi Gabri bellissimo. può testimoniare di quello che stiamo dicendo. Eh sì, Gabri, è 1 anno e 4 mesi. Stagione 2 ci abbiamo messo qualcosina in più e sono arrivate nuove persone, ecco, tra cui Gabri. Giustamente io avrei voluto iniziare la terza stagione a inizio settembre, quando tutti si è tornati un pochettino alla normalità, ma avessi sempre pochi mezzi e varie vicissitudini, abbiamo dovuto rallentare e spostare un attimino le cose. Quindi, da oggi facciamo partire la terza stagione, ma sì, basta problemi, basta casini, basta tarantelle, come diciamo qua da noi. Allora, che portiamo come cose nuove? Gabri, tu cosa vorresti che portassimo in live da mostrarvi? Questo anno lo riassumo in divertimento, compagnia e pazzia. E quelle pazzie sono contagiose. Che noi ne abbiamo fatta una. Poi ce ne saranno altre, perché se non facciamo un po' di pazzie sane e fatte in un certo modo non ci troviamo. Allora, visto gli ultimi giorni alcune cose che presto saranno chiare, diciamo che a me e mio fratello, esimio finanziatore, diplomatico, paramilitare, dicono alcuni, poi non sappiamo se è così, diciamo ci è venuta una piccola follia. Quindi abbiamo deciso di prendere una cosa che adesso vorrei iniziare a portarvi in live, per esaminandolo un attimino sotto un'ottica diversa. Allora, prima di tutto, casini degli ultimi giorni, c'è chi dà del parassita ad altre community e quant'altro. Già se ne è parlato tanto, già se ne è parlato più del necessario. Diciamo soltanto dal nostro esimio punto di vista molto in basso, molto, sempre molto in basso giù. Diciamo che molte volte quando si sale ci si dimentica un attimino come si è fatti ad arrivare a certi punti, e il miglior consiglio che si possa dare a situazioni del genere, ognuno se facesse la community sua, che poi non andiamo a esaminare nel dettaglio come sono messe tutte le community nazionali, perché le bestie sono presenti, sono in piccoli branchi, sono un po' ovunque, quindi ognuno si guarda la sua e non ci sono problemi di sorta. Ma Gabri sblocca tutto. Sta divertendo con voi. Allora, noi adesso stasera inizieremo quella che è una nuova serie, però non è una serie che portiamo una volta a settimana, una volta ogni 8 giorni, la portiamo quando sarà il momento di portarla. Vorrei esaminare sta cosa insieme a voi, anche se mi fate delle domande nello specifico, anche se volete vedere qualcosa nello specifico, di dirlo tranquillamente, proprio perché vogliamo esaminare tutto questo da un punto di vista diverso, a misura di clienti, a misura di persone che la usano, che usano queste cose, trovare i pro e i contro e fare della sana critica, che ci sono cose buone in quello che vi mostrerò. Faccio cose ottime, Gianmarco anche ha già avuto modo di vedere. Poi ci sono anche dei punti negativi. Urlare in giro che tutto va male, è tutta una merda, anche in situazioni del genere, non è il massimo. Quindi cerchiamo di analizzare le cose per quello che davvero sono, non per quello che gli altri ci mettono in testa. Quindi, senza ulteriori indugi, se non si accende, vediamo, generatore a ioni. Allora, qui si vede, ma qui no, perché devo abilitarlo. Allora, ragazzi, partiamo da oggi a fare una bella esamina nel dettaglio, a modo nostro, con calma e dei tempi. Esaminiamoci la Switch 2.
vediamo un attimino effettivamente sta Switch 2 è buona o non è buona, stiamo perdendo tempo o abbiamo perso tempi e capitali io e mio fratello. A proposito di giochi specifici, quell'anno 2024 Outlast con il coso parentale che mi ha dato mio fratello in compagnia. Esatto. Sì, Gabri, abbiamo fatto la follia, abbiamo fatto la pazzia calcolata e dividendoci la spesa in parti uguali e ci siamo presi a Switch 2. Quindi l'intenzione mia, anche con Gianmarco e soprattutto con voi della chat, per quello che ho visto, vi dico, mi sembra un'ottima console. Per quel poco che l'ho provato oggi, per le prove che ho fatto a modo mio, c'è del potenziale, molto, però ci sono anche dei fossi e delle voragini che nel 2025, settembre inoltrato, non avrebbero avuto modo di esistere. Quindi noi adesso partiamo con qualche cosina soft, proverò e porterò in live qualche altro titolo se volete vedere come va e quant'altro. Fino ad arrivare al titolo X. Game Freak. Domanda, perché vedo che hai giocato meglio Silent Hill o Resident Evil? Perché ho provato, allora dico tranquillamente, ecco, iniziamo ad entrare nel mood della situazione. Dalle prove che mi sono fatto oggi, sinceramente l'idea di avere una consolina semi paraportatile, perché è bella pesantuccia, anche Gianmarco ha visto prima, però Sì. in portabilità lo schermo è uno spettacolo per gli occhi, non È bello, inutile bello. che ce lo nascondiamo. Ho provato Resident Evil 5 e sono sicuro anche il 6 andrà bene perché comunque hanno i loro anni. Avere una console portatile fissa che mi permette di avere la mia libreria di giochi preferiti, sempre funzionanti e scattanti, mettiamola così, non è male, non è male. Allora, io direi a questo punto ciancio alle bande, visto che ho proprio voglia di sfidare Gianmarco perché ho sfidato mio fratello oggi, mi ha battuto per 2 punti e non va fatto bene questa cosa. Io direi Gianmarco, passami le armi così facciamo vedere come giocheremo il tutto. Allora, giustamente ci siamo dotati di tutti i mezzi professionali, 20 euro, 2 volanti, quindi vabbè, 10 a volante, va benissimo così. Plastica, Però guarda, devo dire la verità, pure io pensavo un po' di plastica. Però è plastica lavorata bene. Cioè non è il prodotto da 5 euro che prende. Fatto bene. Io se lo trovo su Wish lo prendo. Se lo trovi su Wish lo prendi. Facciamo Attrezzi a un 2 test. euro. Sì. Facciamo un test. Allora, Gianmarco. Quindi scusami, quindi io giro così. No, allora puoi attivare, mo mettiamo tutte le impostazioni. C'è il giroscopio, io non mi sono trovato tanto. Così No, se vai così con la levetta vai meglio. Vai normale così. Tieni il pad così è più grande. E ti muovi solo con la levetta. Bene, però. Quale? Tu ce l'hai a sinistra, io ce l'ho al centro. Vuoi usare questo così ti trovi meglio? Ci provo, penso Vedi se con questo ti trovi meglio. Va così. No, va così, va così. Così. Esattamente. Ci provo un po', se no Vedi mi metto con il questo. giroscopio. Vedi con questo se ti trovi meglio. Vabbè, cambia poco, più che altro su queste cose piccole. Scusatemi. Allora, aspetta, dammi un attimo qua perché devo avviare il gioco. Attrezzi da 2 euro, no, poverini. Cioè, vero che Nintendo ti ruba i soldi? Se potevo fare gli esercizi così, capito? Gioco così. Mamma mia, un po' difficile. Un po' difficile. Allora. Ovviamente arriverà anche il Mario Party, quindi preparate. Mario Party sarà al momento Mario Kart e la Switch. Mario Kart e la Switch, punto. Ho detto solo io. Punto. Allora, vedi con questo se ti trovi. Sì, Ora ci settiamo il tutto. Allora, un bel Resident Evil col volante sarebbe una prova da fare. Allora, ditemi se si vede, se si sente, se va tutto correttamente. Gianmarco prima si è preso browser Wario e ha sbloccato senza volerlo Wario Muratori. A posto, si vede e si sente, ok. Gli altri 2 tasti dove stanno? Stanno incapsulati tutti e due qua dentro, perché quello sia L1 che L2 fanno la stessa azione, quindi hanno messo solo il collegamento con quelli dietro, te ne basta solo uno. Ok, e con l'altro uso quegli altri tasti là? Con L usi gli oggetti, ok, e con R fai le deravate. Ok. Allora, spegniamo la luce così facciamo un po' l'atmosfera celestiale. Allora, Gianmarco, che giocatori? Quindi non c'è una storia tipo. No, che corri.
Corri. No, non so se c'era una No, modalità no, di corri, controllo. corri e divertiti, ecco, questa è la storia. Allora, Gianmarco, gran premio. Allora, no, facciamo così, aspetta, dobbiamo... Perché io che sono rosso sono finito così? Dammi qua, che è la questione degli schermi, invertiamo. Così Ma tu cosa guardi... devo, no, Ma questo non cosa? ti preoccupare, non ti preoccupare, vai tranquillo. Così tu guardi a sinistra, guardi a destra e ci abbiamo sistemati al meglio. Allora, ci sono un bel po' di personaggi già all'interno, ce ne sono alcuni da sbloccare. Abbiamo fatto una corsa oggi, abbiamo sbloccato Donkey Kong. Poi ci sono vari costumi eccetera da sbloccare. Chi è a sinistra? Allora aspetta, li facciamo vedere tutti. Allora, partiamo da Mario, Wario, Todd e Peach, Yoshi, Luigi, Waluigi e il Koopa, Bowser, Baby Mario, Toadette tipo timido, Pauline, Baby Luigi, Baby Peach, Baby Daisy, Baby Rosalinda, Goomba, la pianta piragna, Martel Koopa, il Ruboniglio, Tartosso, il Torcibruco, c'è un granchio, la Tanta Talpa, Mario Sprintoso e poi ci sono vari... C'è un pupazzo di neve, Gianmarco. Pupazzo di neve. C'è un pupazzo di Ma neve. è quello di... Non è quello di una pallottola spuntata. Non è quello. Allora, Gabri, di tu quale personaggio devo prendere? Durante le varie gare c'è la possibilità... Tartosso. Ma Tartosso ce l'ho io. Ce l'ha lui Tartosso. Sono io con Danne un la altro. spinta cazzo. Io sono quello a destra. Ah, Tartosso c'è, quindi nella gara ce l'hai. Col Mario. Ok, ok. Si va col Mario. Ah, non Allora. l'aveva scritto prima Tartosso oggi. Ah, se premi triangolo puoi metterti tutti i comandi. No, ho sbagliato tasto, come Premi torna B. dietro? X, ok, triangolo. Facciamo da traduzione. Qui che tasto hai premuto? No, seleziona. Ah, Premi adesso, triangolo. E ti Ah. puoi... Ah, ci sono le impostazioni che avevo fatto io prima. Ok. Allora, tolto il giroscopio, tutto fatto. ora Ok. senti, provo un po' così. Prova così. Non mi devo scegliere. Ah, il kart hai preso quello standard? No, aspetta. Non mi dovrei provare. Quindi... Frangisuono. Fiocco da corsa, no? Carterelli. Tartacar. Vai. Allora, Gianmarco, quale trofeo facciamo? Fungo. Facciamo in ordine, vai. Ah no, devi scegliere tu. Dico io? Devi scegliere tu. Lo sì, per te che vuoi fare? Come vuoi... Allora, io ho provato Sì. questo e quello dei fiori. Quindi là c'ho però un pochino di vai, vantaggio. Facciamo questi qua per il momento, poi dopo facciamo gli altri. Ok, questo è tutto il percorso che dobbiamo fare. Ma no, Vette di Donkey Kong, Via Celeste, Scili, Stracciastelle e Galeone di Wadio. Allora, Gianmarco, almeno 100. facciamo 100, sì, sì, 150. No, 150 non ancora, facciamoci giusto qualche partitina e poi vediamo. Tanto comunque per sbloccare i personaggi l'importante è vincere la coppa questa qua. Allora Gianmarco, per una sana e buona competizione, La tua. con anteprima dei percorsi. Nella gara che abbiamo fatto oggi io e mio fratello Giuseppe non c'è stato un singolo calo di frame, tutto bello fluido tranquillo a 2. 2 fps. No, 60 fissi, proprio belli piaciosi e piacenti. Ciao Giamo, Quella partenza oggi. basta tenere premuto A quando scende Sì, il no, timer a so. 2. Ok. Mi hanno fatto troppo tardi. No, sta mappa già ci ho fatto un giretto prima così e cado sempre allo stesso punto. Vabbè. Ehi, Vabbè, no. ehi. Ecco, l'ho visto. È davanti a me. Dammi il guscio. Ciao Gianmarco. Che vedo? Sono uscito. Questo cazzo vuole merda.
Vabbè, sottotitolo di te, vai tranquillo. Vai tranquillo. Merda. Io conosco un sito come Steam che ora ha una promozione gratis su tutto le... Steam DB lo conosco, il database di Steam, già l'ho sentito. Cioè stanno a regalare Diablo 4. No, ho sbagliato direzione. Ce l'ho a fare sta curva bene. Sì, ce l'ho fatta. Oggi. È andato Ho giù? fatto un run, oggi. Sì, fa anche un bel po' non di sapevo. acrobazie. Non avevo idea. Ringhiere, se fai un salto acrobatico, mettiamolo così, addosso un muro, fai... Ma sei proprio un pezzo di... Va bene Gianmarco. Non l'ho fatta. No, no, va bene, va bene. Quindi quasi finisce col Mario Party, ho capito. Bello, Mario Party. No, non dicevo. Attendevo premuto sto cazzo da. Vai Gianmarco, lotta dura senza paura. Oggi in realtà il primo obiettivo sarebbe non far vincere il bot. No. Allora, e allora... Non so come si mette l'oggetto dietro. No, non si può selezionare, usi prima quello davanti e poi passa all'altro No, dietro. l'oggetto posizionato dietro al cart. È l'oggetto che tu c'hai in alto a sinistra. Ma quello lo so. Oh, Quello tu puoi un guscio, lo puoi o lanciare davanti o attaccartelo dietro al cart. no, ma Per si dove- attaccano tutti dietro gli oggetti. Come li prendi si attaccano tutti dietro al veicolo, è cambiata questa cosa. Ma Gianmarco, sei primo. Bravo Gianmarco. Bravo Gianmarco. No, no. Ma dopo per quanto? Porca la miseria, va bene. Ma minchia, Guarda. speravo ti colpisse. Buonasera Papa, buonasera. Bonsoir Papa. Sonic E comunque è me- Sonic è meglio. Penso anche io che Sonic di vacanza sia meglio. Quello già è stato messo un attimo, non perché c'è persona di Joker, No. Joker di persona. Vabbè, lo posso, lo posso. Ok, Ah, Gianmarco, scusa, tu Gianni, 15, io 10, va bene, va bene. Niente che c'è SpongeBob, niente che c'è Mico e mia nipote, io dobbiamo giocare a quel gioco. Non sapeva che c'era pure Steve di Minecraft, gli ho fatto un attimo un problema. Ah, partito male. Volevo essere cubo. Sì, ma Mico oramai è dovunque, lasciate fare, non vi preoccupate. Allora ragazzi però Io c'ho un mucchio qua avanti. ho preso il cibo. Ti ho sbloccato. Mario Aviatore, ok, Mi hanno va beccato bene. oggi. Sono quinto, E di avanti. sono terzo. Il che è botto. Ma ci sono questi che stanno sciando qua sopra. C'ho Rosalinda davanti. Oh, l'oggi sto con te. Ok. No, devo imparare meglio a fare le derapate. Ma non so che quanto. Ok, che ho capito però. Sì, mandatemene altri 3 o 4. Papà, tutto bene? Ragazzi, dove andate? Aspettatemi. Aspettatemi un momento. No, Mario, mannaggia, dovete solo un altro po'. Ci ho provato. Capito però ragazzi,
Ci sono gli hacker che... No, ragazzi, lasciate stare gli hacker. Lasciate stare tranquilli un attimo che vi entrano. Aspetta, sono tornato terzo. Però ragazzi, Ma ragazzi, che cazzo, però, ragazzi, questi fanno male, Via. Sto andando in un'altra parte del percorso. Io di nuovo terzo. Vabbè. Vabbè. Quindi il nemico è Rosalinda, mettiamola Sì, così. Ok, va benissimo. Rosalina deve cadere. Rosalinda già sta in mezzo. Ok. Ah, del pollice. Sì. Scegli stracciatella, Gianmarco. Ok, allora. Ehi, costi gusci. Oh, grazie Wario, si è messo davanti giusto giusto. E vi state scambiando punti interrogativi e punti esclamativi? No, ho sbagliato. Però. No, ci sono le banane, cazzo di tutto adesso. Mi hanno spinto, Gianmarco. Ma sei sì. Mi hanno spinto. Vai. Sì, Rosalì. Fatto proprio buono, da Vai. Duplice, vai. Vai. Pieno, Corri, Gianmarco, corri. Questo Ok, usa l'oggetto. è per la Oh, ce n'è un altro. Vabbè, fai. Così ho mangiato un gelato. Che serve mangiare il gelato? Tanto ti fa stare bene. È già una buona cosa. Oh no, lo sbrigol. Non vedo niente. Non vedo. Sono andato sulla panna. Io sono andato contro a Yoshi nel Perché sei punto. andato con me? Non lo so, ho sbagliato direzione. No, ho detto il culo. Meno male che c'era la piattaforma sotto. Però. C'è proprio rotto il cazzo, Vai. Ah, guarda per quello. Stay Cazzo in di- your place. Ero bitch. azzeccato al culo fino alla fine. Così tu devi Porca battere la miseria. Rosalinda per il momento. Sei ancora sola, Rosalinda. Rosalinda, ti spiezo in due. O vedi che è arrivata comunque terza, capisci? Manca di scesa di posizione, no? Sempre terza. Galeone di Wario. Anzi, qua te la devi fare. Vedi? Ma un modo per tenere l'accelerata fissa non c'è. Allora, aspetta, papà, appena possibile ti leggo Secondo te lo va a subito. fare The Last Run. Via. C'è Peach sulla motoretta che, capito, sta un pochino
Ecco qua, a posto. Scusa. Chi è che mi ha spinto? Oggi Yoshi. Oggi Rosalinda. La puscio Aspetta, oggi. c'ho Yoshi davanti. Che culo. Uno l'ho buttato giù, gli altri mi hanno fatto da scudo. Vai. Ok, al momento si va in water. Non so se le monete si sommano per entrambi. Oh no, Rosalinda davanti. Oddio, Rosalinda davanti. Io sono quinto, l'oggi. Porca pupazza. Vedo se riesco a prendere la scia dietro. Ok. E gli ho buttato anche il guscio. Guarda, oggi non Vai. so niente, frate. Devi rimbalzare sulle onde. Come si rimbalza? Come fai un salto, Ah, se così. usi R sì, ti dà un Grazie. piccolo Lo boost. sapevo. No, devi andare di là. L'ultimo giro. Sì. Questo me lo tengo perché secondo me per la prima questa qua, se ho capito bene, dovrebbe riuscire a farti evitare il teschio e il guscio blu. Ci ho provato prima, oggi ma non ha funzionato. Devi saltare a tempo appena sta per cadere addosso. Ho visto un video dove lo spiegava, però non mi sono messo tanto a provare, giusto per fare di più in live. Ok. Comunque all'epoca quando lavoravo per Ryanair avevo un collega che aveva il gioco in spagnolo solo per poter giocare con Yoshi di un colore particolare. Ah. Forse... C'era solo nella versione lì. Forse la palette scura, diciamo. Detta in spagnolo. Allora, Rosalinda ha acchiappato il ciapette. Via. Fuori. Ok, secondo posto. Pulito. A posto, sistemato. Esatto, avevo capito, papà. La coppa delle case. Ah no, che è un'altra cosa. Momento, vedi. Sì, esatto. Ah. Ehi. Oh. No, quello è voglio, E c'è Tartosso. Allora, Gianma, a livello grafico e di prestazioni, come ti è sembrato? Allora, prestazioni molto fluide. Non ha staccato neanche una mezza volta. Poi non so se in live avete notato la E stessa sono cosa come noi. 24, Sono 24 player. quindi non pochi. Non è staccato. La qualità, io onestamente, io Switch tipo Mario Kart 8 non l'ho giocato. Non so che upgrade ci possa essere stato eventualmente. Ma Però pure quella di base andava la qualità comunque mi sembra bene. buona, sono belli, cioè, lo stile è bello, la definizione delle cose mi sembra giusta, non mi sembra di vedere poligoni e cose bruttissime al momento da qualche parte, tipo un noto gioco sempre di una casa produttrice che sviluppa per Nintendo, ma va bene, non è Pokémon, non è Pokémon. E quindi onestamente a me sembra proprio un buon titolo in toto. Okay. È Mario Kart che va fluido ed è bello, davvero. Grazie al cazzo è fatto bene, un gioco esclusivo a Nintendo ottimizzato solo per una console. Dillo a Pokémon. Dillo a Pokémon. Quindi questa papà. frase smentisce la tua affermazione, che è Dillo corretta, anche in papà. Twitch. Papà, è assolutamente corretta. È più facile giustamente sviluppare un Mario Kart World che per una console. Sai qual è? Devi lavorare solo su quella. C'è meno problemi di sviluppo. Però poi accade la cosa che ha detto Gianmarco, capito? Quindi sono cani e questo l'abbiamo purtroppo
purtroppo scoperto sotto un certo punto di vista noi tutti. Io vi dico tranquillamente, ho fatto delle prove oggi con la Switch 2 su alcuni titoli, per alcuni c'è proprio il miracolo, la resurrezione. Dici, ma allora è così? Sì, era così. Io di sicuro al day one quelli certi che vorrei portare sono. Allora, di sicuro Layton quando esce ce lo facciamo sulla Switch 2, ci organizziamo, ci mettiamo tutti quanti qua fermi, ognuno si mette comodo come vuole. Facciamo un enigma a serata, Facciamo un enigma a serata, ce ne fotte proprio, detto proprio in francese. Dusk Blood assolutamente. Elvenborn Blood, Quello lì. Stavo pensando, come si chiama? Aspetta. Metroid Prime 4, sì. Anche perché ho provato la modalità mouse ed effettivamente Metroid Prime, giocandolo in modalità mouse, ci sta bene. Poi vediamo eventuali nuove uscite e quant'altro, e vorrei portare qualche titolo che riesco a recuperare qui, che è ottimizzato bene, proprio per vedere, per rispondere alla seguente domanda: ma la Switch, ammettiamo che uno non si prende o non ha altre console o un computer, riesce a giocare grosso modo a, non dico a tutto, che il problema al momento, quello che sto vedendo io con la Switch, non è il lato Nintendo, che è uscito nei giorni precedenti un video in modalità portatile di Resident Evil Requiem, che è l'ultimo Resident Evil, quindi anche bello pesantuccio, che gira tranquillamente sui 60 in modalità esterna, quindi penso che con la dock vada anche meglio. Quindi il problema è, signori sviluppatori, che non ci mettiamo seriamente a ottimizzare i titoli per una console che adesso sembra il minimo sindacabile di decenza e di prestazioni ce l'abbia? Punto interrogativo. Allora, noi riusciamo a farcene un'altra e poi vediamo un attimino di switchare, anche perché c'è anche un'altra cosa che possiamo provare. Facciamo una cosa, Vadi. facciamo una sfida in squadre. Ok. Mettiamo, Sono d'accordo, abbiamo sbloccato Rosalina. allora, A posto. se si può, setta i bot a difficoltà. Io sono i video che mi vedo io su Mario Kart 8, devi settare i bot a difficoltà massima. Siamo Ci io dobbiamo e te, fare male? io e te Facciamoci contro il male. bot, Ok, vai. Allora, no, sei tu il player 1. Allora, come devo fare? allora, non so neanche io. Andiamo per un'idea? Che tu puoi selezionare solo 150, massimo possiamo farne una a 150, però a squadre non so. Ah no, questa è bella, questa voglio provare. Chi resta dietro viene eliminato. Sì, metti questa qua, metti questa qua. Allora, Rosalinda. Più giocatori e più 200. No, è la 200 penso che la devo sbloccare, perché alla fine ho fatto 3 corse oggi e ci sono tutti i personaggi e le cose da sbloccare ancora. La 200 non c'è ancora. Poi si è visto in live, ci ho perso pure un po' la mano. Come ci metto con calma in questi giorni e vedo un attimino di potenziare il tutto. Che penso che la 200, se non c'è già adesso, ma verrà aggiunta, anche perché sono certo che questo qua lo porteranno avanti un bel po'. Allora, come personaggio, il pinguino che veniva lanciato dal burrone. ok, ho giocato solo all'8 dove era già sbloccata. No, qui al momento come gran premio c'è solo 50, 100 e 150. Non mi sono andato manco a vedere tanto su internet, proprio perché, visto che, diciamoci la verità, 2 e 3 sono i titoli che al momento sono disponibili grossi, per cui vale la pena prendere la Switch. Almeno questo me lo voglio un attimino fare un pochettino alla volta, no? Tutti i vari percorsi. Tanto questo verrà aggiornato a lungo andare. Voglia, camberà minimo 6-7 anni sto gioco. Questo verrà continuamente ottimizzato e inseriranno altre isole con altri percorsi. Allora, ovviamente tutto con la pecunia, perché devi pagare. però ecco, se è uscito adesso e tu tra un anno o 2 anni mi dici come hai fatto con l'8, ti faccio il pacchetto con altre 8 corse, 16 corse, la cosa un attimino cambia. Allora, tu c'hai la motoretta, che motoretta c'hai? Si chiama, aspetta, come torno qui? Questa, la frangisuono, ok, dai, mi metto pure io la frangisuono. Vai. Allora,
Ah, scelgo sempre io? Sì, dobbiamo fare tutti sti rally, Ok, adesso dall'inizio alla fine. vogliamo partire dal primo. Sì, questi penso che pure sbloccheranno altre cose. Partiamo da questo. 150, lo zio. Ok, mettiamo massimo 150. Ci faranno malissimo, però va bene. Allora, Gianmarco, Buona fortuna. arriviamo alla fine. Quindi noi attraversiamo tutta la mappa e questa è la cosa che a me piace, Noi ci sinceramente. proviamo ad attraversare. Noi ci proviamo ad arrivare alla fine, eh. Ah, ma si chiama Cimba arrivare. Quindi facciamo una bella scampagnata, Gianmarco. Sì, ma 80-90 euro sono un cazzo di frutto se poi mi dai anche DLC con 20 euro minimo. E questa, la questione dei prezzi, è una cosa dove voglio proprio fare le live, per questo voglio portare l'esperienza in questo modo qua, che dobbiamo parlare dei prezzi dei titoli che sono eccessivamente alti. Va bene che c'è più qualità, va bene che c'è più potenza, va bene che c'è tanto, però no, soprattutto per quanto riguarda la questione delle cartucce dove c'è solo il seriale del titolo per poterlo sbloccare, quello no, quella cosa lì, chiavi con dei semplici sblocchi senza neanche un dato di gioco dentro, farlo pagare allo stesso prezzo di una cartuccia. No, Nintendo. Esatto, no, è quello sto dicendo, papà. Proprio quello è il punto. Il prezzo di base dei giochi in cartuccia, poi, attenzione, si deve capire per bene come Nintendo è arrivata ad elaborare quel prezzo lì. Però le keycard, no. Ho cambiato personaggio, già, ma non so perché. Anche io oggi. No. No, è problemi, Gianmarco, è un casino. Basta! Sono tornato un Warhol. Ok, io sono arrivato terzo, non so come. Ma cosa fai? Ero 28esimo, poi non so, sono successe cose. Cioè. No, la banana. Non c'è quella puttana. Vai, La mia scena. vai. La mia scena. C'ho qualcuno che mi sta buttando giù. Ok, a posto, io sono arrivato. Non candela. Ok, dobbiamo arrivare entro i primi 16. Ragazzi, ma tutti la scorciatoia avete preso? Cioè a questo punto invece di vendermi le schede con il codice che non c'hanno niente dentro, ma vendimi facendomi pagare di meno anche un semplice foglietto di carta con il codice del gioco e me lo vado a riscattare io. Oggi perché ti sei buttato in Italia? Non lo so, Gianmarco, pensavo di potermela evitare. Aspetta di buttarti da oggetti. Fatto bordello. No, pensavo di riuscire a saltare la sotto. Bomba, vaffanculo. Quando mi passa uno Yoshi bianco gigante davanti, perché no? Porca vasca. E mo sono gigante pure io. C'è stato un laghettino. No, sono quindicesimo. Sono quindicesimo. Che Marco, io sto facendo cose. No. No, lo zio. No, boomerang. Sì, dai, qualche altra cosa. Ragazzi, ho capito i 150, ma quanto cazzo siete aggressivi? No. Vai Gianmarco. Vai. Almeno uno dei due deve arrivare alla fine. Vai, tanto entro i primi 16 dobbiamo arrivare. Suca. Basta! Ok. Vai Gianmarco, credici. Credici Gianmarco. Credici. Così ma mi stanno settinando però, figlio bello. Resisti Gianmarco. Puoi farcela. No, così.
Grazie. No, non c'è qui. Non fa parte di questo regno, sembra. Ma quanto cazzo è avanti? Oddio, l'ultimo sta il King. L'ultimo è proprio il King. Ho sbagliato. Mucca. Mucca. Ok, minchia, Peach sta bella avanti, Già ha preso Peach. Non tantissimo, se commetto un errore forse la possiamo recuperare. Poi li commettiamo noi gli errori, questo è un altro paio di mani. No. Ho preso un martello. Attenzione. Attenzione. Ok, forse l'ho intravista. Io sono diventato lo settimo, bello e buono. No, no. Via. Aspetta. Ok, almeno ho preso il cibo. O hanno lanciato un guscio blu. Bambino muratore. No, ma non può lavorare il bambino muratore, è piccolo. Vero che è Mario e può fare un po' di tutto, però mi sembra un pochino esagerato. Ma aspetta che ho preso Peach. Oddio, no, oddio. Vai Gianmarco, No. vai, credici. C'è No. ancora tanto tempo davanti. No, che brutto disastro oggi. Questo è il percorso classico di Mario Kart. No, no, no. Vai, credici. Credici Gianmarco. Vedo di rallentarteli un pochino. Suca. Che cazzo rallenti? No. Dammi cibo. Le mie chance si affievoliscono. No, devo prendere un costume, almeno per la gloria. Mi sono distratto, bimbo pilota. Ok. Ma Gianmarco, sei passato? Sì. Ottimo, ottimo. un po', Io sì. non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente. Non vedo, non vedo. Quanto cazzo corre Peach? Oh no, c'è Baby Luigi. Suca. No, pinguino maledetto, da dove sei uscito tu? Sto indietro, ma superato. No, pinguino. Devo sapere da me come cazzo fa. Pinguino. Aglia. Figlio di puttanazza. Permesso. Vai. Vai così. Ah, cazzo, potevo prendere la cosa. No, sono arrivato. No, no, eliminato io. no. Cioè, sono stato secondo tutto il cazzo di tempo. E chi si sono che compagni? Ah, ma fosse colpa mia. E chi si sono che compagni? No, ma io non ce la faccio, sono ottavo, sono nono, ma è secondo, hai capito? Quella è una tattica era. Peach già sta
nello spogliatoio No, già si non sta fa. usando. Ok, vabbè. Allora, il secondo oggi me Vabbè. lo prendo. Ma i risultati? Un show blu, una roba, niente per me. Però è bella sta modalità che sono proprio corse una dietro l'altra. Ok. Luigi versione Bazar. Pinguotto. Ragazzi, Omega Plantese temperata è una merda, porcaccia la... sentivo Giuseppe che pure stava un attimino... Ma noi sta parlando del mostro di Monster Hunter? Omega Plantese tempato. Ok. Congratulazioni. Io sono arrivato al quinto posto e che qualcuno... Ehi, Qualcuno... mi capì, mi si è Ehi. messo davanti. calmo, non ho fatto niente. Ok. Oggi io non posso proseguire perché il mio pollice è andato a fare... No, noi adesso cambiamo, Oh. switchiamo e ci vediamo un attimino anche qualcos'altro, perché a questo punto, datemi solo il cambio. Non l'avete notato, ma questo è una caterva di luce prima nulla, non l'avete notato, porca troia. Io ho visto un paio che mi sono passati davanti, però niente, c'ha un altro po' ci doppiava per tutto il percorso. Per il copyright Gianmarco non mi rompere il cazzo. Francesco, non c'è nessun copyright da scrivere nella chat. Non c'è nessun tipo di copyright. Allora, Gianma, vedi, dovrebbe stare la base là sopra. A base questo? Il cosicchiol. Esatto. Allora. C'è un cecchino fuori tasca. No, io mo stavo provando a... prova ad metterli tu per vedere il magnetismo, sì. Ma questo è della Switch 2 proprio? Sì, questo è della Switch 2. No, non devi mettere da su, pure io stavo facendo così. A posto. Vado a giocare a Adrian Odyssey. Addio. Ciao Francesco. Buon divertimento, signor Francesco. Fa tutto così. Allora, a questo punto facciamo un attimo un intervallo, zio. Sì, vado a portare un attimo questa cosa qua, anche perché dovrebbe passare un attimo una persona pure. Giusto perché tu lo sappia, lui prima di andarsene ci ha tenuto a sottolinearti che dovevi disinstallare Word. Ma non ci penso proprio, assolutamente, ma non ci penso proprio, ma non scherzare proprio, anzi l'ho installato apposta. A proposito, Silksong, molto bello, papà, molto bello. Tosto. Devo capire solo l'ultima cazzo di canzone e come si prende, porcaccia la miseria. Allora, a questo punto... dobbiamo innanzitutto risettare quindi il tuo era questo qua, quindi così, ok. Allora, no, fermo,
Ok, ha capito. Allora, dove sei? Dove ti sei nascosto? Vieni qua. Vieni qua. Eccoti qua. Allora, non si faceva trovare Gianmarco. Allora, lui ce lo portiamo un pochino come serie, vediamo di farlo un pochino di più in live, se vi piace e lo volete vedere. Allora, io ho visto giusto Gianmarco. Per capire, per capire. Quindi quando vediamo le banane ci salva. Su questo non avevamo dubbi. Modalità classica o modalità assistita? Allora, modalità assistita a tua sorella. A noi ci dai una bella modalità classica. Nell'assistita gioca con un piccolo aiuto extra. Le destinazioni e i percorsi consigliati vengono visualizzati automaticamente. Vabbè, ci sono bambini più piccoli che forse per farli iniziare a giocare con un pochino di aiuto in più, sì. Allora, c'è la luna. E fine qua. E fine qua tutto Il mondo non è distrutto. Fine qua proprio. Al largo dell'isola di Kay. Allora, aspettate che setto la categoria a sto punto. L'isola. C'è anche un po' di musica. Sì, sì. Io ci sto giocando per vie traverse, ma devo dire che ne vale veramente la pena e quando avrò i soldi lo prenderò. Guarda, per il costo pure che c'ha, appena possibile prendilo, che ne vale veramente la pena. Poi c'ha, cazzo, dei contenuti infiniti. Ehi. È lui. Erdonkey. Futuro protagonista di un probabile film solo. Non è sicuro che sicuro. Così lo Smash si sta creando. Sì, Sappilo. Ma no, se esce il film di Smash al cinema sarebbe una cosa bellissima. Però sappi, allora, già personaggi DLC. Sappilo, Gianmarco, allora succederà. Per far iniziare a giocare in mano Ghost and Goblins, Ninja Gaiden e il primissimo Prince of Persia. Vabbè. Sì, però alcuni capisci, se provano titoli del genere subito si spaventano un attimino. Dei cazzotti. Ma così c'è tutta la... Dato che siamo in zona tutorial. Allora, tu vedi tutto questo? Certo. Ci sono naturalmente questi blocchi più grossi che... Però tu... Avanti, sotto, con X, e sopra con triangolo. Guarda, ti dirò di più per come è organizzato il tutto. Fallo tu il tutorial, lo so io quando devo iniziare a fare, vai. Un momento che... Puoi andare tranquillamente. Come si salta? Io sono arrivato Mona boss fight, l'ho fatta vedere ieri a Gianmarco, mi sta dando un pochettino di problemi. Un bel po' di problemi. Però piano piano. Vai Gianmarco, vai. Vai Gianmarco, trovi i segreti, vai. E stai prendendo pepitine d'oro. Ah raga, io non so se vi rendete conto, io sto spammando colpi mixati a una velocità disarmante, il gioco non sta laggando. E si sta rompendo tutta la parte di livello, Cioè, non è facile comunque reggere sto quantitativo di colpi. Dovreste provare alla mano questa cosa qua, perché è veramente interessante. Sta venendo un attacco epilettico. Vedete Nintendo, voi vi mettete, vi concentrate, fate studi e sessioni per creare dei giochi che poi questa è la fine che fate. Distruggo tutto il tuo lavoro, oggi non so più dove sono. Allora scendi giù. Ok, ecco qua. C'è la banana. Colpisci la banana Gianmarco. No, fidati, colpisci la banana Gianmarco. Poi hai trovato altre pepite. No, è perché ci sono dei limiti, però pensa a com'era, pensa com'è adesso. Sì, ho distrutto tutto.
Hai preso gemma banana. Bravo. E penso che puoi andare avanti, Gianmarco. Non so, c'è tutta sta montagna. Non si blocca manco con Gianmarco sto gioco. Scava nella roccia, Gianmarco. Sito di estrazione banane. Quindi le banane nascono sottoterra, Gianmarco. Aspetta che allargo un po', vedi, non la fai. Non c'entravi là, giustamente. Sembra giusto. Vabbè. Ci sono anche delle monete particolari, Senza in questo gioco uno sfogo disarmante. Gettone di Banandium. Usali per ottenere banane presso un cambio gettoni. Oh, c'è un signorotto. C'è una scimmietta. Donkey Kong? Sei Diddy? Un po' brutto per essere il pizzetto. Sei un scimmiottol. Bisogna andare lì. Ok, questo non l'ho visto. Oh, vai, prego. No, fallo tu, che ho visto poi più avanti. Non si danno un po'. Trova altre banane, vai. No, non picchiare scimmiette. No, sì. Non dare cazzotto a scimmietta. Non se ne fotte proprio, già. No, non se ne fa, ormai sono abituato. Vedi? No, non mi sembra il caso. Allora, se volava in alto... No, niente, se ne fa proprio, cioè, a posto. Vabbè. Devo picchiare qualcuno, non so fare. No, tu trova altre banane. Ci sono delle banane in giro. Una penso che sia là dietro perché si vede un attimino. No, era una monetina, ok, vabbè. Monetina è buona. Scava e trova le banane. Cioè. Ho detto ci sono le banane. Ah, la fanga. La fanga. Dove saranno le banane? Ma secondo me dall'altro lato. O nella zona qua, Io continuo andando a prendere il tasto per attaccare. Cioè, come cazzo fai a prenderlo sul serio sto gioco? Io vorrei fare questo tutta la giornata. Poi trovate il malloppone però. Ce n'era una di là. Là le distanze. Sì, diritto di qua a destra, se ho visto bene. No, era un... Ah, ok, eccola là. Si sta pure avvicinando però, No, non sta sul rullo, ok. Ok. Salve. No, era la tua banana. Per fare andare avanti il gioco ci servono le banane. Oh, Gianmarco, ti sta invitando a nozze. Ma poco de... La tremoli. Ah, tremoli. Ok, trovato stanza segreta. Sì, Puoi sì, scendere no. ancora? Antica caverna. Spaccato tutto, Gianmarco. Ok, che esce dallo scrigno? No, poteva sembrare un passaggino segreto, Monete servono a qualcosa, quindi... Allora, qui dentro... Ci devi saltare sopra. Ah, ma è un trampolino, lo sì.
Vedi, puoi parlare con loro? No. No, allora devi farci il pugno in aria, il cazzotto dall'alto. Dati di istruzione pietra 59 mm. Ok, vabbè, per liberare i passaggi. Ok. Prendi tutto, perché a sto punto. Schiaffone per raccogliere... Ah, ecco qua, fire... Ah, comodo. Va bene. Va bene. Quindi si deve proprio prendere risorse proprio in quantità. Va benissimo. Così dove vedi. Quindi mo puoi alternare, Gianma. Sono 2 tasti da premere, ho trovato. Allora, aspetta, fammi solo controllare. Ok. No, sembrava. 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 Un po' strano. No, che si fa solo questo buco qua dentro. Però qua c'è grande palla. A posto. Caduta palla, c'era pure una moneta. Eccola là. Ok. Ok, presi, ma poi mo si deve un attimo capire a che servono tutte queste cose qua. Allora, qua è da dove... Di qua avanti deve andare allora. Qui. Schiaffone. Ah, ok, ci sono le parti dove fai apparire altre cose. Colpisci per salvare la partita. Ok, ci sono i vari checkpoint. Oh, fai tu, non ti preoccupare, continua, continua. Anzi, Anche così. Però devi mettere il laccetto, secondo me, in questa situazione qui, Gianmarco. vai, questa! Buona sedia quello, buona sedia. Ah, banana nascosta. Dov'era? Qua. Sono salito da qua dove stavamo. Ok. Ho dato i miei cazzotti compulsivi e ho usato la banana. Ok. Tanto comunque le riporte dice quante ce ne sono da trovare. Aglia. Quello cazzottone in testa. Ok, si può aprire l'altro passaggio di là a questo punto. No. Però da sotto. Giustamente. Giustamente. E io dove cazzo sto andando? Da qualche parte potresti uscire fuori, questo è il bello. Oh no, ti hanno imprigionato già, ma ci sei dentro. No, ma così vedete l'esterno per fortuna lo guardi. E no, mo qua è uscito altro terreno. Qui si swappano giochi di classe. Lui effettivamente sì, molto di classe. E questa è ancora la parte introduttiva, eh. Allora, mi dice di andare là per continuare. Sì, fai quello là, fai quello là. Voglio esplorare. Ah, ok, intanto prendi tutte le risorse, prendi quello che poi dopo dovremmo comunque utilizzare. Banane non sembra che qua ci siano. Ehi, No, è caduta giù la moneta. Ce n'è un'altra. Ah, però aspetta, ha portato fortuna. Lascia fare. Lascia fare. ok. Diciamo che oggi la giornata è andata in un certo modo. È arrivata la Switch. Problema un attimino per la consegna, però facilmente tutto risolto. Oh no, dei mostri, già.
non tanto culo, guarda, ti dico la verità. Già il fatto che sta funzionando questo sulla Switch, già il cervello ci mancherebbe altro. Diciamo che comunque la Switch all'epoca quando è uscita poteva essere di base un pochino più potente, ma giusto un pochino. Perché corri così già? Senti, mi è venuto il tasto dei paccheri. Modalità raffa, c'è proprio la faccia da devo arraffare qualcosa. Comunque il concetto di avere una console sia in fisso che in portabilità con cui giocare agli stessi titoli è buona, questo non si discute. Il problema è la non potenza su cui si è ritrovata a far conto la Switch rispetto alle concorrenti, mettiamola così. No, guarda, che pensare che un titolo del genere girasse su Switch per quello che era la Nintendo Switch 1, minchia, complimenti. No, è potente, c'è fatta bene quello, non è del tutto una cagata. Lo pensavo pure io all'inizio, però poi mi sono andato a esaminare la cosa, mi sono andato a vedere un attimo dei video e me la sono studiata in un certo modo. Non... Allora, c'è il rischio che possa diventare una cagata se non gestita al meglio. Alcune cagatine Nintendo già le ha fatte, quindi ora dobbiamo vedere un attimino il punto di incontro tra le parti qual è. Ma quindi questo è tutto oro? È il filone principale. Sono tutti soldi, diciamo. Secondo pure lui a Mario Party molto probabilmente. Ok. Allora, lasciate un po' pure agli altri. Giustamente. Ma è vero che tu sei il protagonista del titolo, però non è che puoi prenderti tutte le risorse, Gianmarco. Staremo qui tutta la sera finché non ho preso tutto l'oro di questa cazzo di mappa. Guardate che vorranno delle ore. Ecco qui. Ma tu davvero vuoi toglierli tutti? Tutto l'oro che c'è in questo corridoio. Ok. Tutto. No, tutto no. Tutto no, ci vuole Tutto troppo no. tempo e mi devo azzeccare pure al soffitto, non c'ho voglia. Con tutte le cose in basso, vai. Aspetta, mi avvicino un pochino il microfono. Suca! Vedi Nintendo, se tu metti le stanze così piene di roba e poi c'è il signor Jammox e si ciulla tutto. Così. Allora, a parte qualche piccolo momentino dove... Aspetta un attimino, però di base... Oh, Oggi sto spammando una marea di roba, ma aspetta. E non sto laggando. Il colpo arriva preciso quando premo il tasto, non c'è manco di né niente strani. io poi dopo, giusto per scopi tecnici e di studio, diciamo che dopo la Switch viene un attimo a letto con me per il test finale. Si va a letto, si prova un attimino lui, che mi sembra l'abbiamo portato anche in portabilità e girava tranquillamente. Ok, io sono arrivato qui, so cosa succede. Bello comunque, che anti-stress sto gioco, mamma mia. Gianmarco, allora, fatto bordello. Speriamo solamente che sia secondo me molto facile come gioco. Credo che sia No, e proprio mo vediamo le fasi target. avanzate un attimino come sono. Tanto hai fatto bordello, Gianmarco. Porca gioia, così. C'è bordello. Mario, Super Mario. Sarebbe molto bello, Gianmarco. Il cameo post credit della fine Sarebbe del gioco. molto molto bello. Ma qui già c'è da capire una cosa a livello di lore di Super Mario. No, capirai molto presto. Ananab? Che cos'è un ananab? È una banana al contrario. Banana. Quindi Letti? invece di fare l'ananas al contrario della sanana. Esatto. Invece di una banana. Allora Gianmarco, sulla qui c'è un sanana. problema. Sta tutto scendendo. È lì. È molto cattivo questo gioco. Non iniziamo nel migliore dei modi. No. Mettiamola così. Allora,
Dove cazzo siamo finiti? Siamo nel Silent fosso. Hill. È il cosiddetto fosso di Silent Hill. Le Marianne. Infatti vedi c'è la nebbia. Ah Gianmarco, quanta ignoranza. Quello tu finisci prima delle elementari e poi parli. Grazie. Donkey Kong. Finché non sono marce o troppo strapazzate, questo possente Kong si mangia qualsiasi le banana. banane. Ok, Ci sta. allora. Dove siamo andati a finire? Sono all'asilo. Vabbè, allora hai tanta strada ancora da Però fare. voi Dai, mi ce la può scrivi fare. tanto e sei un sacco di parole per essere un uomo dell'asilo, Ecco. Ed è tornato quello Modello classico, non base. c'ha manco più la salopezza. Oh no, no, finito il gioco. È morto. Ecco a posto. Ce la fai? Vai che ce la fai. Allora. Risorse. Ne prendiamo giusto un pochino. Poi ci sono anche zone dove riesci a muoverti all'interno, però con visuale così, quindi va benissimo. Menu e quant'altro. Allora, ecco qua, c'è una specie di mappa, anzi no, è proprio una mappa. Questo è tutto un terreno, banane fossili, collezione, ok, qui c'è tutta la roba da trovare, rovine, quindi ci sono degli obiettivi da fare. Gianmarco, grazie di aver preso questi obiettivi. Sì, vai, vai, grazie Gianmarco, grazie mille Gianmarco. Gianmarco, grazie. Ok, Gianmarco ci ha dato un bel po' di bonus all'inizio. Ecco, il bonus preordine era Gianmarco che rompeva un po' di cose all'inizio. Ho fatto un all'inizio. po' di rotture varie. Ok, allora. Ma quanto sto godendo questa cosa, mamma mia. Fatto che si rompe tutto. Fate un Super Mario così. Fatemi anche Super Mario. Allora, ecco qua, questo noi l'avevamo visto. Questa è Durezza Anor terreno Londo. 1, non è Anor Londo, sotto livello 10. Poi siamo proprio sottoterra. Sì, già, ma Molto siamo proprio sottoterra. nel fosso. Quindi mo dovremmo risalire. Certo. Però c'è qualcosa. Allora, io qua sono arrivato, non so che cosa c'è là. Lo stiamo andando a scoprire. Sì. Allora, salve scimmietta. Chissà cos'è accaduto. Per caso nella caduta hai perso i pantaloni? Mi è capitato. E ci sono i barilotti. Ok, sì, vicino al primo barile. No, ho preso il primo barile e poi ho detto ok, già ho visto troppo. Succa. Allora, però aspetta. C'è un po' di... Io voglio soltanto invertire. E ho visto che c'era la possibilità. Funzione di A e B. Salta e pugno in giù. Secondo me per come... Non mi trovo a saltare. Pure io ho qualche difficoltà. Ecco. Con questo salti. E giù. Ok. Che disastro. No, ragazzi, aspettate, ora risolviamo tutto. È stato Gianmarco. No, non è vero. Sì, è vero. Fatto cose, rotto banane, è successo così. Non è colpa mia, però. Io non ho fatto Allora, c'è un barilozzo di qua, c'è un altro barile di qua. Salve. Quell'area è piena di spine. Quell'ammasso di terra volante si è illuminato e hanno iniziato a crescere spine ovunque, quindi attenzione, ci sono anche le spine. Allora, saltiamo nel barilozzo. Gianmarco, strappa il terreno. Tu se tenevi premuto questo, potevi usare i pezzi di terreno come arma. No, non avevo provato proprio. E ti liberi piano piano da tutta la situazione. Ok.
Scusi, può posare questo, signor Donkey? Ok. Ho usato il barile cannone per spostarsi. Ok, questo è intrappolato. Da qualcosa è fuoriuscito questo strano metallo duro che ha sigillato tutto. Attenzione, non sappiamo più che banane pigliare, Gianno. Mi stai nei pesci? No, 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 bene. E questo non si può rompere. Ok. Quindi ora dobbiamo di sbloccare il terreno questo qui. Allora, seguiamo le tracce. Proviene da questo strano oggetto che noi romperemo, ma non possiamo rompere. Chissà cos'è questo affare, anche quell'altro oggetto che è precipitato insieme a noi. Ehi, di che capiti proprio a banana, avrei un favore da chiederti. Hai notato che qualcosa è precipitato qui insieme a noi, vero? Eh sì, è precipitata quella cosa lì, forse troviamo un potenziamento? Magari sì. Credo che abbiamo creato un cratere dove è atterrato oltre quel tunnel. Potresti andare a controllare? Va bene ragazzi, andiamo noi. Scopri cosa è caduto nel cratere. Schiaffone. Sota. Salve. Che cos'è? Strappa dal terreno. Vai, vai, vai. Ehi, questa mo si anima già male. Ecco. C'è il doppiaggio italiano di questi giochi qua. No, non c'è stare Tassol. Come scimmia? No, Francesco è vero che non sarà proprio bellissimo, ma la ridi da scimmia. No, dai, dai. Sei proprio un compaesano di Francesco generico. Segui la roccia parlante. Quindi con questo facciamo Ma poi così. effettivamente, scusa, ma perché nei giochi Donkey Kong non parla praticamente e nel film invece parlava normale? Da Marco, c'è tempo e luogo per tutte le cose. Allora, almeno qualche parola fagliela azzeccare. Ma lui al momento è scimmia. Scimmia capisce scimmia e parla con scimmia, no? Dai, ti abbiamo pure salvato. Dacci il potere. Poi vedi, si è espresso chiaramente, senza problemi. Va bene. Però lui risponde alla musica, aspetta un attimino. È rimasto di Sasso. Sasso, dai, dacci il potere. Dai. Vieni pure tu con noi. Va benissimo così. Guarda, al modo nostro parliamo, Gianmarco. La roccia strana si è unita a te. Va bene. Ora puoi usare il potere della voce della roccia strana. Per fare cosa? Che cosa fa la roccia strana? Salve. Per capire dove devi andare, ok. Che cazzo però ti fa il fischiettino, Ok. la canzoncina e ti avvia all'obiettivo. Vabbè. A questo punto. E giustamente rompi anche mentre stai scalando. Se una cazzo di scimmia puoi stare aggrappato lì. Che coraggio che hai. Guarda, non è che la musica aiuterà. Ah. Ah.
risolto il problema. A posto. Allora, prendono un po' di bindini che credo che tra un po' ce li farà utilizzare. Sembravano i cristalli di Mario Galaxy quando inizia il gioco, che ci stanno tutti i torti dei personaggi bloccati dentro. E voilà, fatto. Ed è qua. Salve. Allora, e quello ce l'abbiamo fatto. Però Baboon Town. Allora, quindi dobbiamo arrivare a Baboon Town. Se non sai dove andare o cosa fare, prova a canticchiare. Allora, intanto si sblocca il checkpoint. E già questa è una cosa buona. Quindi sono tutte zone. Ma penso pian piano ci sbloccherà tutte le altre. Quindi mo questo è esplorabile. No, qua dentro non possiamo ancora entrare. No, aglia fatto male. Quindi prendiamo questo qua. Facciamo così e ci prendiamo tutto. Ecco qua, a posto. Via tu. Salve. Gianmarco, c'è Martina. Hola! Hola Marti. Buonasera! Questo si è messo qua sotto. Suca. Bella fanculo. Oh, c'aveva tanti soldini. Tanti soldini. Marti, tutto bene? C'è stata una giornata piena, stavamo un pochettino giocando e ci stavamo divertendo un po'. Tra l'altro Gianmarco rompeva cose e lo rendeva molto contento. Qual buon vento ti porta da queste parti? Marti, attenta a quello, quello inizia con lo sgabello, attenzione. Gianmarco, cosa ti ha reso contento? A Gianmarco ha reso contento, guarda, vedete come sei contento tu questo gioco? Aspetta, vi faccio vedere, lo sta giocando Gianmarco. Questo gioco tu puoi rompere, diciamo, un po' lo scenario, ma giusto un pochino. Posso procedere? Prego, procedi all'operazione. Gianmarco si diverte a rompere i livelli. Ecco. Gianmarco è contento in questo momento. Quello mi ha fottuto a Martina. L'ha infettata, ma è finita. È finita con Martina adesso. Martina, attenta, scusami. Attenta a quello, può assumere molte facce. Soprattutto la faccia da cazzo, quella Una è... più ringoglionita dell'altra, però può assumere vari aspetti, attenzione. Allora, E c'ha un'età compresa tra i 3 e i 6 anni. a stomaco pieno, A poi stomaco. dipende un attimino come sta durante le giornate. Prego. Allora, aspetta, visto che è arrivata Martina, facciamo pure 2 secondi di pausa, tanto c'è pure la colonna sonora sotto. Allora, Scusa, non è rimasto serio? no, non ti preoccupare, io devo attivare un attimo una cosa. Prego. No, non scendere, quello non Ci scendere. stiamo cacando sotto. Quello non scendere, che tanto niente succede. Ho Niente succede. paura, mamma mia. Allora, Martina, penso che sia qui perché mi deve fare una cazziata. Ah. Giusto, Martina? Mi deve fare... Ha ragione. Quando uno ha Quando ragione, uno ha ragione, ha ragione. Cosa? Banna subito quello dentro. No, allora, sai come funziona qua? Quando uno ha torto, ma quando uno ha ragione, Ma ha quello ha ragione. sempre tolto, me l'ha detto godo. Quello poi lascia stare. Quindi prego, Marti, usa tutte le parolacce che vuoi. Vabbè. Prego. Prego. Anzi, sono curioso anche io a questo punto. Non so niente.
Giovane, Assolutamente sì, hai parlato di quella cosa con tutti oppure devo partire col cazziatone? No, c'ha ragione. Ragione, sono dimenticata una cosa importante, Giamma. Allora, possiamo annunciare ufficialmente, io e Martina, tra 3 giorni apre il negozio. Punto. Ehi, Punto. Così, de botto. quella del post, dice quello? Sì, completamente full Io non gas. sapevo Possiamo niente. Non sapevi niente perché non ti ho voluto dire Ero niente, lo blind. dovevi sapere pure tu in questo Va momento qua. bene. Quindi annunciamo ufficialmente, domani diciamo ci ridanno le chiavi dello stabile, quindi mo dobbiamo togliere un po' di polvere dalle situazioni e tutto. Assolutamente. Massimo 3 giorni dovrebbe essere tutto operativo, Ma ci siamo. È qui. quindi tra 3 giorni ci sarà la piattaforma, poi piano piano vi aggiorno. Avete protolato. Abbiamo protolato per tutta la... nascosto. E sai quando è arrivata la chiamata di Martina? No. Allora, la sequenza temporale è stata questa. Arrivo del corriere dopo la telefonata dell'essere che mi ha cantato perfetto. Osanna Oe, Osanna Oe. Dice a Sella. Monto la Switch, inizio a prepararle tutto, mi arriva una telefonata di Martina. Io stavo qui in piedi. Martina dice 2 cose al telefono. Sei in piedi? Sì, siediti, è importante. Città gli occhi, che succede? È successo. È successo bordello? No, buona notizia che ci è arrivato proprio da un punto alto, alto, alto. Da domani ci risbloccano il tutto, giusto il tempo che settiamo un paio di giorni e la nostra pagina inizia a tornare operativa. È arrivata proprio la chiamata suprema dell'Altissimo che ci ha detto: oh, entrate domani. Noi, ma entriamo domani. noi entriamo domani. Quindi dateci giusto 2-3 giorni. Iniziamo in una forma un attimino base. Iniziamo un attimino a caricare poche cose in un certo modo. Ce l'abbiamo quasi fatta. Abbiamo risolto uno dei 2 obiettivi principali per darci la tranquillità sotto un certo punto di vista. Però ci è stata consegnata una relazione, un magico foglio di carta con timbri, firme e tutto, che come lo stiamo mostrando le persone ci ascoltano. Bella sensazione, insomma. Possiamo fare questa cosa? Foglio, prego. Ce la faccio una cippana vecchia. No, non funziona con quello già fatto. Quindi grazie Martina che è passata, ce la siamo organizzata un attimo così che già c'era l'introduzione della live qui per la Switch. Non volevo farvi un altro pippone di ore dove vi dicevamo la cosa e tutto. Dateci 3 giorni e vediamo un attimino di iniziare. Nel momento in cui abbiamo tutto pronto chiederemo anche a voi di dirci cosa volete vedere sul negozio, che noi se stiamo aprendo il negozio è pure per voi, quindi nel momento che quello è stato censurato di nuovo al podcast. se noi mettiamo le mutande e quello non si compra le mutande, io che cazzo metto a fare le mutande? Punto interrogativo. Per pezzi del tuo passare, vabbè, Martina, ok, ma tu sei una merda, sei. Cioè a me non mi. A me. Va bene. Non ho detto Va bene. niente. Va bene. Allora, quando fa che mi deve arrivare tu non vedrai niente. Va bene. Qualche settimana fa Gianmarco ha espresso il desiderio di possedere un dildo per scopi ricreativi personali. Vero. Sarebbe possibile esaudire codesto suo desiderio? Sì. Assolutamente sì, sarà possibile, lo dico tranquillamente, comprare un certo tipo di articolo nel negozio, ma si dovrà essere maggiorenni, Quindi quello non può. come è giusto che sia, quindi quello non può. Non può. Quello non può. Quando avrai 18 anni potrai fare tutto. Attenzione, aspetta, non Buongiorno, Pierluigi, sei arrivato giusto in tempo, che te lo ripeto perché so che ti fa piacere. Fra 3 giorni apriamo il negozio. Abbiamo fatto una piccola scenetta io e Martina così. Buonasera per Luigi, buonasera. Quello mi sa che il prodotto è todo, ho fatto passare il messaggio di quello. Quindi saranno presenti anche articoli ricreativi, ludico, intrattenenti, poi ognuno ne fa l'uso che no. Magari uno può usare un vibratore per girare l'insalata, non lo so, ognuno è abituato in un modo. Quindi ce la stiamo facendo.
C'è soltanto un piccolo ostacolo adesso, piccolino. Oh, piccolo. Allora, eccolo qua. Gio, non mi costringere a mettere in mezzo il tuo conto in banca anche qui, perché poi partono i dissing. Stia al suo posto, Fellone. Stia al suo posto. È il mio carissimo amico Bonsoir. il Gioffante, veramente un fratello, poco da fare. Comunque Gioff, dato che sei arrivato adesso, il negozio del buon Enzo e della buona Martina, 3 giorni, si dice. 3 giorni, domani ci dovrebbero ridare le chiavi, giusto il tempo che sistemiamo e ci organizziamo noi con un paio di cose. Vi diciamo prima, ci saranno alcuni articoli per quanto riguarda videogiochi e cose varie. Per il catalogo quello completo dobbiamo un attimino prima fare altri passaggi, poi vi avviserò in live e Ma quant'altro. no, per Luigi, non è che Enzo che censura quello, è il nostro bot che è un pochettino tiranno su Ma delle giusto cose. un po', Quindi, giusto un po'. battute a parte, non è colpa di quello perché a volte scrive sciocchezze ma al bot non gli piacciono, quindi non è Enzo che lo censura. No, io proprio non voglio censurare nessuno, purtroppo siamo sempre là a correggere le parole. Per me, per me il problema non è se viene detta una parolaccia o una parola forte o quant'altro. Il problema sono i discorsi che vengono portati da un certo tipo di persone e vanno un attimino, secondo me. Insulti razzisti. Esattamente. Evitiamo esattamente. magari queste cose qua, giusto perché la battuta ci Tanto può stare, ormai inutile che ci prendiamo in giro, se chiediamo a bambini di 5 anni sanno molte più parolacce di noi. Mamma mia. Quindi non è manco proprio il problema delle parolacce in sé, purtroppo di giorno. Qui però c'è uno scrignietto. Io l'ultima volta che ho visto mio cugino, che ha 7 anni, 8 da poco, Sì. mi ha detto solamente ti ho shottato coglione. E io mi sono dovuto stare zitto perché mi aveva effettivamente shottato. Stavamo giocando anche noi con la sua. Mi aveva shottato. Per forza. L'ha fatto e mi sono dovuto stare pure zitto. La verità. Con tutto il rispetto, nella descrizione del canale viene espresso da questo primate che ogni opinione accettata e rispettata. No, sì. Noi confermiamo, no, quello C'è stiamo stato dicendo, quello. misunderstanding, ragazzi. Non te preoccupare. Noi siamo proprio per quello. No, non per te, per le cose in generale, per il discorso libero. L'importante è essere brave persone, Marti, mettiamola così. Random non è un mio carissimo amico. No, Martina. Nei multiplayer il gioco è un po' un bot ogni tanto, però quello è un piccolo dettaglio caratteriale. Dovevi sapere che il gioco, il buon Random, è in diretto contatto con Kim Jong-un. Ah, con i poteri forti. Mamma mia, da zio. Ah, ok. Che l'altra sera stava a cena con lui e Raimondo Todaro, il ballerino di Ballando con le Stelle, c'era anche lui. Non mi risulta, no, gioco, a me risulta, fidati. No, allora, regola del canale, se Gianmarco dice una cosa è perché è vera. Questo gli dovevi dire, gioco non verrà mai più. Troppo gira sta voce qua sul canale. Mi spiace non ci sia il buon nostro amico forestale stasera, ma purtroppo il buon Meteo è impegnato stranamente col lavoro. Mai chi l'avrebbe detto Colpi di scena che accadono. che il forestale lavorasse. Tanto male capita. Colpisci per abbassare la fuga. E si creano giustamente gli shortini per le zone nuove qua. Sto gioco secondo me no. E infatti Pierluigi, a proposito di questo, il buon Random gioco per gli amici è in trattative per acquistare sia Twitch che Elon Musk, proprio la persona. Ah, ci hanno fatto un pacchetto completo per tutti e due. Sta Giustamente. comprando tutto. Torino è già tutta sua praticamente. Non so se avete mai visto o avete sentito la serie L'uomo nell'alto castello. Succederà quello. Palloncino rosso, ritorni sulla terraferma dopo una caduta nel vuoto, senza subire danni. Ok. Ah no, Marti, non ti preoccupare che il mio buon amico ne ha di più. Il problema, se gli hanno fatto l'offerta Martina, è perché capisci, è la copertura. Veramente forse l'uomo più ricco del pianeta Terra e oltre, addirittura. Ma solo in questa linea temporale o c'entra pure il tutte le multiverso? timeline. Ah, tutte le Sì, timeline. è proprio è un'ancora dell'evento canonico. Ok. Sì, da notare che il titolo esatto. Sì. Magari.
No, è vero. Joe purtroppo non è un uber miliardario, altrimenti già starei vivendo a casa mia. Bisogna essere onesti. Aglia, pezzettino brutto e cattivo. Tu ce lo no, ma Joe non è una banca di investimenti, seppur volendo potrebbe comprare l'Islanda. Quello è un altro conto. Ah, nel tempo libero. Te lo giuro, l'altro giorno c'avevo un contratto in mano, me l'ha fatto vedere. Proprio compra l'Islanda. Ma in nuda proprietà o gli danno pure gli immobili almeno? Pure le persone, tutto. Ah, ok. No, perché poi è un bordello, butta giù tutto, poi ricostruisci, capito? Tutto. Così. Infatti a me mi ha fatto sindaco dell'Islanda. Non c'è la fascia quando vieni qua almeno. Sono ricco solo di lacrime, no, vabbè, quello tutti. Ora dai, appena avrò novità Geoff, infatti ti comunicherò l'avvio del negozio e parleremo di un po' di cose. Appena tolcherò col buon Enzo qui. Anche perché Gianmarco penso mi darà una mano nei momenti caldi di tutta l'operazione dove sceglieremo quali action figure e cose varie mettere Allora, nel sappi che negozio. a Geoff piacciono molto i robottoni che si montano come a Francesco, infatti si trova molto bene con C'erano, li vedemmo, Perfetto. sì, c'erano. a Geoff piacciono molto, quindi Oh no, Madonna. no, se muori perdi tanto soldo. c'è canali bravissimo Verducci, esattamente. È un po' come funziona anche il governo, ragazzi, se ci pensate, non si vede solo quello che non serve. Se una cosa ti serve ma non va bene, fai pure finta di non vederla, come tante cose in questo paese. Ma vabbè. Allora, tu dici che dobbiamo andare di qua, noi andiamo di qua. Probabilmente Salva. alla gang lo ci penso io ad avvertirvi di tutto quanto, soprattutto a Medio, anche che Medio ultimamente è largo di portafogli, quindi potrebbe essere un cliente Potrebbe premium. essere una accoppiata vincente, chi lo sa, cioè. Diciamo, anche il buon gioco lo può confermare che Medio, diciamo, non è stretto di maniche, ma diciamo così. Naturalmente la cosa che stiamo dicendo soprattutto all'inizio, dateci modo di capire come regolarci per bene con i prezzi, con la situazione e tutto. Più riusciamo ad andare avanti, più andiamo per bene tutti, mettiamola così. Scimmia cattiva a tua sorella. No, questo È rimasto bene. è scimmia cattiva. Era una carota, è un teschio di coccodrillo. Non solo nella criptonite, nella grafite? No, è un mostro di... Oh no, sconfiggi il mostro roccioso. Dici, amazzato di botte. Suka. Vieni qua. Vieni. Suka, Suka. Però se iniziato ad attaccarlo non si muove più. Sata! Sul super macchinario, ok. Sembra una chiave di prova. Ok, dobbiamo rompere sti cosi per liberare l'aria. Cosa ha visto? Martina, cosa hai visto? Cosa hai visto? Cosa guardi? Signorina, Cosa... si copra gli occhi. Che è successo? Questa è una scimmia nuda. Ecco qua. Mamma mia, bello. Pure ne passa di guai Donkey Kong qua dentro, vabbè. Super banana gemmata stellare. Questa è buona, Gemma. Sì. Questa è buona. Pippo Baudo, in memoria. Sì, Pierluigi. Pippo Baudo a tutti noi, ragazzi. Sempre ci ha lodato. Quindi mo con la... raggiungi le banane, assolutamente. Vai a... Ah, scendiamo ancora più giù, Gemma. Ok, era l'introduzione. L'introduzione, ok. Donkey Kong, secondo te possiamo andare d'accordo? Secondo me. Ok. C'è anche il DLC che è uscito, quindi poi comunque c'è altro da fare. Ok. Quindi dopo purtroppo una mezz'oretta ti dovrò testare a letto per vedere un attimino se regge il tutto.
Questa cosa dei canali particolari interessante. Ho scoperto che in USA delle persone fanno live stando immobili con la gente che li insulta e li paga. Devo scoprire questo mondo, ma non so se sia su Twitch o altro. Marti, non ti preoccupare che mo col negozio le persone che insultano arrivano da sole, non dobbiamo neanche stare fermi seduti senza fare niente, arriveranno da soli in automatico. Livello della laguna, ma è diventato Zelda. Se, vabbè, Sotto livello 100, no, ma c'è il mondo sotterraneo. Cioè. Non può essere sotto questo. Sì, siamo scesi già. Ma cazzo, perché c'è il cielo? C'è il sotto? mondo. Cosa cazzo vuol dire? Oggi cosa Capo primate, sotto livello 100. Allora, tanto. Lo lascia fare. Punto abilità, pure. Va bene, ma Nintendo butta dentro tu. Così come ci sono molte persone che stanno nei canali dove pagano per farsi insultare pesantemente. Devo fare una live di prova qualche pomeriggio, mi metto in chatting, venite a offendere. Però Ma non si secondo pagano, me... lo zia, che troppo. No, così, per la scienza, per lo sport. Vediamo un attimo, li giriamo tutti a quello. Poi. Così. Facciamo le live per allenarci come moderatori. Oh, ciao Tutti i comandi Giaffone, di buonanotte, bello. Buonanotte, grazie mille che sei passato. Molto piacere, devo dare il capo in parte a te, Giaffone, qua. Andiamo domani. Allora, seleziona una nuova abilità e tieni premuto A per sbloccarla. Salute livello 1, quindi 4 cuoricini. Potenza distruttiva livello 1. Riduce il numero di colpi necessari per spaccare il terreno di resistenza 2. Ah, perché poi aumenta il livello di resistenza, giustamente. Salto agevolato. Usa un pezzo di terreno per eseguire un salto doppio. Ok. Succo di mela livello 1. Ti permette di portare con te fino a 2 lattine di succo di mela. Ci abbiamo i fiasche. Va bene. Non me ne sono accorto. Raccolta migliorata che aumenta la portata della raccolta del 50%. Surf sul pezzo migliorato. Sonar migliorato. E trovi gli oggetti nascosti. Idrosurf sul pezzo. Schiaffone caricato. E salto avvitato. E tutte queste altre qua. Ecco il tempo. Va bene. Ma non vedo, tu più ci metti, noi più... Rimetti il menu di prima. Aspetta, come hai adesso fatto? con... No, aspetta, allora, fermi. Da qua, modalità... Ah, vedi, aveva scritto per Luigi una cosa lanciata. Metodissimo, perché dissimo? No, ma t'ho detto, io non porto i giochi per portarli la maggior parte poi fino alla fine. Noi andiamo a periodo e quello che riusciamo a, tra virgolette, a portare. Lo so che molti titoli li ho rimasti indietro e cose varie, ma sono titoli che di base non mi hanno trattenuto dal finirli in quel momento lì, però comunque serie e cose varie che abbiamo finito ci sono, e come ho detto già un paio di volte, ho i titoli importanti, quelli da recuperare, tra cui Expedition, quindi settandomi mo per bene con la situazione del negozio e quant'altro, una bella scaletta settimanale con tutti i titoli da recuperare, che adesso ho meno preoccupazioni, e riusciamo a recuperare quelli che penso siano i titoli che giustamente voglio recuperare. Ma quindi io che faccio? Allora, tu dovresti essere la roccia strana. Mira con i comandi stile mouse. Esegui gli attacchi canori con ZR. Tieni premuto ZR per copiare i materiali vicino a te e variare gli attacchi canori. Ah, in base al tipo di materiale che prendi, fai un certo tipo di mosse. Io come... non ho capito, quindi devo giocare col mouse? Sì. Non è dissing quello, no, ma di fatto quello mica è dissing. Questo ha detto bene per Luigi. Un'osservazione è che giustamente, seguendo il canale da tempo, visto che molti titoli li abbiamo iniziati ma non li abbiamo finiti, ragazzi, a me non mi piace fare le cose come gli altri, mettiamola così. Se il titolo ci prende tutti
e merita di essere portato in live, lo portiamo fino alla fine come abbiamo fatto con gli altri, se no piano piano o lo lasciamo e poi lo riprendiamo al momento giusto, oppure resterà lì da solo nei secoli dei secoli. No, Dead Stranding, tu immagina quanto io abbia voglia di giocarci, ma per arrivare al punto dove vi ho detto adesso insieme a Martina che siamo riusciti ad aprire il negozio, io il tempo e proprio la facoltà mentale nell'ultimo periodo di mettere Dead Stranding, ma non c'era proprio. Con la questione del negozio andata in porto adesso, io faccio le live pure il pomeriggio con Dead Stranding. Ci si regola con Martina, si lavora, ci si fa le cose in un certo modo, c'ho più tempo libero, c'ho certe tranquillità, metto il pomeriggio dalle 4 fino alle 19, dalle 19 poi vediamo di settare gli orari e facciamo pure live di pomeriggio. Io vi dico all'inizio, quando gestivo il canale, facevo live mattina, pomeriggio e sera. Poi ci siamo un attimo dovuti riadattare. Poi vediamo un attimino di far combaciare il tutto. Quindi i titoli che voglio terminare, Dead Stranding, abbiamo ancora Blueprints e ne abbiamo un altro paio. Questi qua un po' alla volta ce li recuperiamo tutti e appena finiamo Alan Wake ci iniziamo la serie di Yakuza. Detto, fatto, Mamma mia, che c'ho servito. Allora, Gemma, sì, tu dovresti muoverti avere un po' difficile, ve lo dico qua. in modalità mouse. Puoi appoggiare qua, metti l'accetto, quello blu. Esatto. Esatto. Quindi deve fare la pressione. Ok, a posto. Sì, tanto non sta sollevato. Allora, tu puoi mirare da qualche parte. Ma posso anche così. Oro puro, rilevi vari punti. Tieni premuto ZR, copia il materiale. E con ZR cacci l'urlo. Non proprio così. Poi va nella direzione opposta. Come sia giusta. Allora, aspetta. C'è resetta cursore. Ok. Ah. Se premi questo, si resetta e ritorna centrale. Ok. Ragazzi, Adrian Odyssey mi ha messo il cazzo in culo col sabbione. Perché ti meriti questo? Senti, non si può girare la visuale. Vai Gianmarco, è il tuo momento, vai. Attacca il nemico, vai Gianmarco. Vai Gianmarco, attaccalo. Wow. Yeah. Mamma Gianmarco. Noi siamo sempre sottoterra. Questi qua non si toccano, ok. Perché in questa modalità a 2 giocatori rendere il gioco molto più difficile, però va bene così. Avevo messo la tarde per avere una sfida, ma mi stanno sodomizzando ed letterali top livello 1. Perché non ti sei allenato, allenati. Il tank mio ne ha 21 totali. Mi dispiace, Francesco. Dai, mo sei a livello pippa, però se ti Allora, impegni ce la può fare, yeah. Ah, aveva scritto Adeanotis mi ha messo il cazzo nel culo col sabbione. Vabbè, tocca mettere a norma. Vabbè, No, perché devi fare la push, Francesco? Non me l'aspettavo da te questo. Non si abbassa il livello di difficoltà, Francesco. No. Oggi è un duro colpo per la nazione. Io scappo da Gianmarco. Ok. Accesso al bacino idrico. Io sono troppo vecchio per minimizzare su un gioco a turni. Fosse stato un action, cazzo di avere abbastanza. Ah, vecchiaia. Vabbè, allora dai. Anche perché no, mo battute a parte, so che è bello impegnativo. Cioè, se trovate un po' di tempo per giocarci. Niente, già ma fine del livello. Che cos'è qua? Un fossile. Usali per ottenere nuovi abiti presso la boutique. Va bene, insomma. Prendi roccia.
Roccia boom. No, questo fa male, Gianmarco. Mamma mia. Grazie. Ora è finito l'effetto, non mi va di finire. No, devi prendere ogni volta e ti devi ricaricare dei materiali. Grazie Gianmarco, grazie mille. Gianmarco, da qualche parte stiamo uscendo. Non so dove però. No, aspetta. Il problema è che non si gira la telecamera. Quindi rende il tutto un pochino... Andare io insomma ho visto una serie anime sia che mi piace la Gringa, la Fantasy Andarci. No, questo non lo conosco. No, manco io mai Mi sentito mancava. questo qua. Devo vedere se sta nell'elenco che mi ha dato il fratello di Andrea. Ok. Allora, siamo risaliti verso l'alto. A posto. Luca. Oh, comunque sta andando abbastanza fluido, Cazzo, sì. Salve. Voi siete le scimmie dell'era arcaica mesozoica nascosta al centro della Terra, va bene. Allora, aspetta. Facciamo lo stacco. Facciamo il click. Il click. Sono uno. E sono due. Allora, ah che bello girare la telecamera. Quello che però adesso devo indovinare. No. Ma sarà questo? No, non è neanche questo. Ah, questo qua. Ok. Allora, prima dovremmo cercare di togliere questo qua giù. Ok, siamo anche in orario. Mo stacchiamo un pochino prima stasera che domani c'è una giornata bella lunga, aglia. No, quindi questi qua glieli posso tirare addosso? Su. Ma gli si azzecca la roba addosso. Su. Oh, mela. Stasera mostra il lato oscuro, ossia che inizi con niente, dove c'è il problema di avere soldi per un passo il giorno dopo. Uccidono essere vivente un trauma e i due compagni muoiono per davvero. Ok. Mi premuto strappa. Mi è venuto per mirare. Ah, addirittura. Buonanotte quello. Quello, buonanotte. Mi raccomando. Luca. E quindi c'è da fare questo nelle varie zone così. Ok. Si continua a scendere? Questo è tutto un mondo mo da esplorare. Allora, vediamo quando scendiamo, dove va, così poi ci salutiamo per stasera. Andiamo a trovare almeno un salvataggio. Salve. Cioè, invece di risalire, siamo scesi al sottolivello 101. Ok. A posto. Allora, ci date una zonina di salvataggio? Approdo del rottamatore, ok. Allora, ci dai un pochettino di negozio e quant'altro qui?
Difficile diventare amici con il resto del tuo party perché domani potrebbero essere uccisi, cosa che ti si spaccherebbe il cuore. E beh, e beh. Ok. Loro pescano banane. Facci vedere solo il negozio, dai. Dov'è il negozio? C'è il tempio delle banane sacre. Livello della laguna sfida 2, nastro acuminato. Oh, ci sono pure le sfide extra. Allora, fino a qua. Presa una botta, ma va bene così. Oh, abbiamo un altro punto abilità, quindi ogni 5. Ok. Allora, ne abbiamo 2 punti perché quello di prima non l'abbiamo speso. Facciamo un raccolta migliorato. Così prendiamo gli oggetti più facilmente. C'è anche un livello. Ok, ognuno ha più livelli. Ok. Ma se quanti cadaveri hai camminato? Quanti tuoi amici sono morti per il tuo bel sonno? Il punto è proprio quello, non lasciarsi poi dietro le persone che ti danno una mano, mettiamola così. Il problema è che molti si fanno trascinare in situazioni del genere, quindi si dimenticano su come sono arrivati a quel punto lì, ecco, mettiamola così. Allora, un po' di energia la mettiamo su, stato. E qui c'è qualcosa. Questi si rompono. Marco, ho rotto il tempio. Hai rotto tutto, oggi. C'è un problema. Va bene, ok. A questo punto se ne prendiamo un altro. Lo lanciamo di qua. No, ce ne serve più di uno. Oh, comunque gira bene, eh. Attenzione. No, Donkey. Ragazzi, di spine stanno qua. Eccola qua, a posto. Banana. Però qui Nintendo, fai un crossover nel regno dei funghi e fai rompere tutto a Donkey Kong. Eccola qua. Ok, ridendo e scherzando, ridendo e sterminando, ne abbiamo presi altre 3. A posto. Ok, quindi bisogna cercare bene anche i passaggi un attimino segreti e cose varie. Ok. Allora, voglio vedere solo un punto di salvataggio. Perché posso mettere pure in stand by la console, quindi. Ok, facciamo così. Tu vendi vestiti, facci vedere che vestiti c'hai. Allora, jeans rossi aumentano del 10% la tua velocità mentre nuoti. Jeans da nuoto aumentano del 15%. Cravatta del tesoro aumenta del 10% le probabilità di trovare un forziere quando distruggi il terreno. Verde brillante e blu acqua. Oh, buonanotte Marti. Marti, sì, mo stacco pure io, ci sentiamo domani mattina. Buonanotte. Allora, quindi si possono cambiare i colori a Donkey Kong, le cravatte e i pantaloncini. Sì. Ci sono pure varie statistiche sopra, vabbè.
Intendo, se tu mi vuoi dare il gioco con tutti questi contenuti e io te lo gioco, scusa. Printo. Io lo accetto con molto piacere. Faccio. Guarda, devo fare un sacrificio, mi devo un attimo sacrificare, però va bene, lo Per la faccio. patria. Lo faccio. Quindi visto che con Martina è tutto settato, io mo per motivi di studio, no perché tu dici ti metti a giocare a quest'ora tardi per rilassarti un po', no, per motivi di studio, se io No, mo guarda, prendo la Switch e lo provo a letto una mezz'oretta, provo la console e vedo se il gioco regge. non mi hai rubato niente. Perché il gioco darà altre 500.000 cose da fare. Allora, stasera penso possiamo anche staccare, di cose ne sono accadute, di cose Sì. ne accadranno nei prossimi giorni. Io mo stacco e mi prendo le parolacce da Gianmarco perché non gli ho detto niente della Time cosa del out, negozio. Ragazzoli belli, ci sentiamo domani. Vai per lui. No, godo. Ora tu gode. A casa. Francesco se gode noi siamo contenti. Ma certo. Se gode con Knights of Old Republic ancora di più. E da qui sorge la domanda spontanea che un po' tutti ci stiamo chiedendo. Ma il cazzo di remake che doveva uscire per PlayStation? Buongiorno. Ragazzi, buonanotte. Buonanotte.